Siamo a Rožna Dolina, Val di Rose, in territorio sloveno, a pochi metri dal valico internazionale di Casarossa. Qui, dai primi dell'Ottocento, ma preesisteva un antico sito, si trova il cimitero ebraico della comunità di Gorizia. È un cimitero più antico della Slovenia e, curiosamente, dista sì e no un paio di chilometri in linea nord-est con un altro cimitero. Era quello della Grassigna, ovvero il primo cimitero di Gorizia che è stato distrutto dalla Grande Guerra. Proprio sul sito dell'ex cimitero è sorta poi dal 48 Nova Gorizia. In questo cimitero circa sono 700 le lapidi, per lo più illeggibili a causa del tempo, delle intemperie, e riflette appunto la storia di quella che è stata la Gerusalemme sull'Isonza. Comunità ebraica che praticamente si è estinta nel novembre del 43, quando un'ottantina di esponenti, per lo più anziani, sono stati deportati ad Auschwitz e in altri campi di concentramento. Tra le vittime anche un bambino, Bruno Farber. Tra i personaggi più importanti che la comunità ebraica ha dato a Gorizia, sicuramente il glottologo, grazie a Dio, Isaia Ascoli, e Carlo Michestetter, il filosofo, che è stato giustamente celebrato con studi ed altre iniziative. Purtroppo il sito odierno è circondato da una viabilità molto trafficata, da esercizi commerciali che non rendono onore a un posto che è veramente unico e importante per la storia di Gorizia. In questo cimitero la lapide più antica risale al 1371 e questo ci riporta a quello che è stato il primo ghetto in città, ovvero nella Cocevia, che è una perpendicolare di Via Rastello, la via medievale che si è sviluppata ai piedi del borgo. Mi trovo in Cocevia, una delle zone più caratteristiche di Gorizia, posta a metà tra il castello e Via Rastello, e qui è collocato uno dei primi insediamenti, se non il primo insediamento della comunità ebraica di Gorizia. E incontro Lorenzo Drasek, che è il responsabile culturale dell'associazione Amici di Israele, al quale chiedo appunto quali notizie abbiamo della storia della comunità ebraica di Gorizia. Abbiamo notizie abbastanza antiche, parliamo della fine del 200, dell'inizio del 300, di una presenza però puntuale all'interno della città di Gorizia. Quindi vengono ricercati all'interno della contea di Gorizia dal conte Mainardo dei prestatori che possono dare una mano allo sviluppo economico della città, perché dal borgo del castello si sta sviluppando la città medievale al di fuori delle mura, la cosiddetta città bassa, e quindi all'interno della struttura urbana stanno nascendo negozi, commerci, ci sarà poi la possibilità di tenere un mercato e c'è bisogno di avere anche una struttura finanziaria di supporto che possa supportare lo sviluppo. E sappiamo che ci sono però una combinazione di prestatori sia italiani chiamati senesi o toscani ed ebrei che lavorano insieme, una joint venture potremmo chiamarla ai giorni nostri. Fino a che periodo è collocato qui l'insediamento ebraico? Siamo dal 300 fino al 600 circa, perché viene a un certo momento, alla fine del 600, l'editto di costruire nella nostra zona del litorale, potremmo chiamarla, quindi a Gorizia, a Gradisca e a Trieste, un ghetto riservato solo alla presenza ebraica all'interno della città. E quindi c'è tutta una discussione all'interno dell'amministrazione locale di dove poter collocare la comunità ebraica, che nel frattempo ovviamente è aumentata di numero, non è più puntuale. C'è la badessa che protesta, che non vuole avere il ghetto vicino al suo educandato, e parla addirittura di 100 ebrei che vivono all'interno della città di Gorizia. Stiamo scendendo da Cocevia e ci stiamo affacciando su Via Rastello, una via particolarmente significativa per Gorizia perché è stata per molti anni, ai tempi della Jugoslavia soprattutto, il centro emporiale della città. Venivano numerosissimi clienti, un po' come succedeva in piazza Ponte Rosso a Trieste. Ma Via Rastello riflette anche un'altra storia della comunità ebraica. Certo, perché questa zona da dove gli ebrei sono stati allontanati durante la ghettizzazione
Nell'Ottocento, con l'emancipazione della comunità ebraica e l'integrazione ovviamente nella società goriziana, sono ritornati ad aprire negozi all'interno di questa via. Quindi la famiglia Michelstetter, la famiglia Iona, si aprono delle chincaglierie, ma c'è anche una cosa particolare, che tengono sempre comunque un piede all'interno del ghetto. Quindi la sede storica rimane nel ghetto e le sedi secondarie, le succursali, vengono aperte all'interno di quello che è la via più importante dal punto di vista commerciale nella città di Gorizia, che è la via Rastello. Ed ora, Lorenzo, andiamo a visitare il cuore della comunità ebraica di Gorizia, ovvero la sinagoga di Via Ascoli. Eccoci dunque all'interno della sinagoga di Gorizia, il cuore della comunità ebraica, un luogo con una storia molto importante per la città e non solo. Certamente questo è il cuore pulsante di una comunità ebraica. Siamo nel 1756, la comunità è ghettizzata nella via Ascoli e ci vogliono circa 50 anni, 60 anni prima che la comunità ebraica possa avere il denaro per poter costruire questo luogo incredibile dal punto di vista sia architettonico ma anche della presenza spirituale che si sente in questo luogo. Questo spazio riuscirà a contenere quasi tutta la comunità ebraica, siamo circa 300 persone che possono riunirsi in questo luogo, perché questo spazio non è solo il luogo del culto ma è anche la scuola, quindi se non c'è un'istruzione non c'è possibilità di sviluppo anche della preghiera, ed è anche e soprattutto il luogo di riunione dove la comunità può convenire per le proprie attività. Questo spazio rimane attivo quasi 200 anni perché ci sono due problemi che la comunità deve affrontare, soprattutto nell'Ottocento con l'assimilazione, e quindi si allontanano non solo spiritualmente ma anche fisicamente da questo luogo, quindi come ho visto fino ad avere i negozi in via Rastello. E c'è l'altro problema, soprattutto nel Novecento, quindi con le leggi razziali ci sarà la quasi completa deportazione della comunità ebraica e quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'è più il numero regolare per le cerimonie, che è il numero 10. Tu hai accennato alla deportazione, che forse è l'ultimo atto, se così si può dire, della vita, anche se forse è un termine non adatto, della comunità ebraica. E proprio all'esterno della sinagoga c'è un luogo che racconta la tragedia della deportazione. Sì, è un luogo significativo anche questo, perché il giardino adiacente alla sinagoga è stato dedicato a Bruno Farber, quindi il bambino di 3 mesi che insieme alla madre è stato deportato dai campi di concentramento e tutta la famiglia è stata assassinata ad Auschwitz. Lasciata la sinagoga, entriamo ora nel giardino Farber, un altro posto significativo della comunità ebraica di Gorizia. E questo giardino un tempo era in realtà un insediamento abitativo. Questo è diventato purtroppo il luogo del ricordo della deportazione della comunità ebraica. Qui c'erano le case del ghetto che sono state abbattute dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo spazio vuoto simbolicamente ricorda anche quello che è stata la deportazione della comunità ebraica, quindi un vuoto che ha comportato la città di Gorizia.
Grazie Lorenzo delle tue spiegazioni sulla sinagoga, sul giardino Zarber. Adesso ti saluto perché io raggiungo Casa Ascoli per raccontare un altro capitolo di questa storia. Grazie a te, arrivederci. Buongiorno professor Gabriele Zanello. Buongiorno Roberto. Beh, siamo qui al Civico 1 di Via Ascoli, un luogo iconico perché questa è la casa natale di, grazie a Dio, Isaia Ascoli. Perché è così importante? È un uomo, diciamo così, al confine tra diversi mondi, da molti punti di vista, al confine tra diverse culture, anche tra diverse provenienze, perché veniva da una famiglia ebraica, ma all'interno di questa multiforme comunità goriziana, così ricca di lingue, è sempre stato molto attratto dalla molteplicità linguistica e anche dal plurilinguismo. E quindi fin da giovane ha iniziato a interessarsi in particolare di lingua friulana e dedicando addirittura a Jacopo Pirona, all'abate Jacopo Pirona, un saggio giovanile, poi ripudiato, ma sulle affinità che lui riscontrava fra la lingua friulana e la valacca, come gli diceva lui, cioè la lingua rumena. Questa casa però ha un altro significato perché è la culla della filologica friulana. Sì, è diventata da alcuni anni la sede della Società Filologica Friulana che non a caso, quando qui a Gorizia è nata nel 1919, è stata dedicata proprio alla figura del grande glottologo Graziano Isaia Ascoli. Un fatto importante non soltanto sul piano simbolico, ma anche su quello della attrattività per l'intera città di Gorizia. Andiamo a visitarla allora. Siamo all'interno di Casa Ascoli, nella stanza del lingue cosiddetta, e qui abbiamo una grande mappa di parte dell'Europa e chiedo al professor Zanello di illustrarci che cosa ci rappresenta. Questa mappa è la carta etnografica della monarchia austriaca, etnografische Karte der österreichischen Monarchie, che corredava i 3 volumi di una opera del barone Karl von Schörnig pubblicata verso la metà degli anni 50 dell'Ottocento. Questa carta è molto interessante perché attraverso i diversi colori rappresenta le diverse etnie, le diverse lingue dell'impero. Abbiamo per esempio con questo colore rossastro le aree in cui si parla una lingua germanica, il tedesco, le aree invece di colore verde con le varie sfumature sono le aree slavofone, l'area bianca è l'area dell'ungherese e poi invece l'area con questo colore caldo, giallo, è l'area delle lingue neolatine. Infatti copre la parte poi in cui si parlava rumeno e l'area in cui si parlava non soltanto l'italiano ma anche il friulano con l'indicazione appunto Furlaner o Friauler e poi il ladino. Vedo però anche che ci sono dei pannelli illustrativi. Sì, i pannelli sono dedicati alle lingue di Gorizia. A corredo di questa carta descrivono brevemente la vita culturale e le opere pubblicate per esempio in ebraico, in lingua tedesca, in sloveno, in friulano, fino poi all'italiano, con un'opera importantissima del barone Codelli del 1792, il giornale L'Eco del Litorale, ma poi anche la fotografia, il ritratto di Carlo Michelstetter, il figlio di Alberto Michelstetter, e Carolina Cohen-Luzzatto, nata a Trieste ma venuta ad abitare a Gorizia dopo il matrimonio, attiva come scrittrice in lingua italiana ma soprattutto come giornalista e imparentata con la famiglia Michelstetter. E proprio il fondo Michelstetter, conservato alla Biblioteca Statale Giontina, sarà la nostra prossima tappa.
Dottoressa Antonella Galarotti, buongiorno. Chi era Carlo Michestetter? Un ragazzo giovanissimo e un genio. Insomma, difficile far convivere questi due aspetti, però effettivamente in pochi anni di vita e di attività, perché è morto a 23 anni e la sua produzione principale è degli ultimi 5 anni di vita, ha espresso probabilmente quello che una persona di genio riesce ad esprimere nel corso di una lunga vita. E di questo probabilmente era consapevole, perché quando vediamo la famosa lampada fiorentina di cui traccia il disegno sulla prima pagina della Persuasione e la retorica, e la lampada che si spegne, e la notazione che lui fa è: la lampada si spegne per mancanza d'olio, io mi spensi per traboccante sovrabbondanza. Troppe cose da esprimere, però al tempo stesso, da una testimonianza di una sua frase a un amico, sembrava che avesse detto: ho già espresso tutto quello che potevo esprimere, non ho più altro da dire. Quindi quel venire effettivamente a ferri corti con la vita era forse stato il suo dire: ho fatto quello che dovevo fare, ho detto e scritto quello che dovevo dire, non c'è forse più altro. E quanta suggestione a pensare la soffitta di casa Paternoli, quando Carlo, Nino Paternoli e Enrico Mreule si trovavano noi possiamo dire a conversare, a discutere, ma in realtà che voli culturali spiccavano. No, certamente, fa veramente pensare, se Carlo non fosse morto a 23 anni, se Mreule non fosse partito per l'Argentina, rientrato deluso dal fascismo, andato a vivere come un eremita in Istria, se Paternoli non fosse caduto sul Poldanovec, cioè cosa avrebbero potuto esprimere e che slancio avrebbe potuto avere Gorizia negli anni a venire. Chi sono, se è possibile fare un profilo, gli studiosi di Michestetter? Allora, al giorno d'oggi forse più gli studenti o giovani ricercatori. Quando il fondo è nato erano i grossi nomi che venivano qui per la loro monografia su Carlo Michestetter. Però via via che il tempo è passato, la figura di Michestetter ha interessato sempre più i giovani, gli studenti o ricercatori giovani che dopo aver studiato Michestetter si sono dedicati ad approfondire la sua figura. La biblioteca fornisce anche sul suo sito la bibliografia essenziale delle cose principali su Carlo Michestetter, e uno studioso può trovarle facilmente anche nella biblioteca della sua città o le reperisce sul web. Quindi diciamo c'è una minor consultazione in presenza, più una richiesta magari di un singolo articolo introvabile o delle copie degli originali per pubblicazione o per studio. Però mi piace pensare che questi studenti che fanno le ricerche su Michestetter è come se incontrassero un loro coetaneo, in fondo, no? A distanza di oltre un secolo. La Biblioteca Statale Isontina però si è arricchita anche della biblioteca di Michestetter, per cui un'altra fonte importante. Esatto, a fianco del fondo che fa parte delle raccolte della biblioteca civica, perché così è stato stabilito al momento del testamento di Paola e dell'arrivo del materiale qui, si è costituito in anni più recenti un altro fondo costituito dalla biblioteca di famiglia dei Michestetter. Per forza di cose Carlo Michestetter ha pubblicato poco in vita, molto è stato pubblicato dopo, però c'è un elemento, quasi una diatriba familiare, no? Che lo vede coinvolto con Carolina Luzzatto. Esatto. Mentre disponeva della tessera del Corriere di Gorizia per accreditarsi come giornalista a Firenze, però in realtà Carlo non ha pubblicato quasi niente, 3 o 4 articoli su giornali goriziani in tutta la sua vita. Quello più significativo è l'articolo sui funerali di Carducci,
che Carolina Luzzatto pubblica sul suo giornale, estrapolando ampi brani da una lettera che Carlo aveva scritto a casa. Quando Carlo riceve il giornale con l'articolo, si indigna, scrive a casa che non è stata una cosa corretta, dice: la zia è impazzita, ha pubblicato quasi tutto quello che avevo scritto, che erano sensazioni mie che non dovevano andare in pasto al pubblico, e commenta anche: gli epistolari dei grandi si pubblicano soltanto dopo la morte. Una sorta di predizione di quello che sarebbe successo. Anche il suo epistolario è stato pubblicato. Penso che possiamo scrivere nella famiglia dei grandi la stessa Carolina Luzzatto, la prima direttrice di giornale, figura di primo piano anch'essa della comunità ebraica, un'intellettuale che si è molto battuta per l'italianità di Gorizia e non solo, pagando conseguenze anche pesanti. Per quanto riguarda la comunità ebraica di Gorizia, una figura di primo piano è senz'altro quella di Carolina Luzzatto, giornalista, irredentista. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, epoca in cui le donne erano relegate a ruoli secondari. Carolina Luzzatto si batte in prima persona con coraggio per la causa dell'italianità di queste terre e paga anche con la prigionia le sue idee, la sua attività giornalistica che ha condotto quasi fino alla fine dei suoi giorni. Oh, ciao Gabriele. Ciao Roberto. Ti rivedo volentieri. Ben ritrovato anch'io. Buongiorno, prendo un caneccio di vino? Ma sì, dai, un rosso per me. Un bianco. Grazie, grazie. Cin cin. Cin. Potremmo brindare proprio alla comunità ebraica di Gorizia, sto scoprendo delle cose molto interessanti. A tale proposito, ti chiedo un approfondimento su un tema che ci tengo a chiarire. Qual è stato il rapporto per quanto riguarda la lingua friulana con il redentismo? Sì, allora diversi membri della comunità ebraica sono in qualche modo connessi con la tematica della friulanità e attraverso di essa anche con la tematica dell'irredentismo. Sono un po' degli argomenti che si toccano anche se in modalità molto diverse. Il rappresentante, il membro più importante di questa comunità è indubbiamente Grazia Isaia Ascoli, che è legato chiaramente alla tematica della lingua friulana grazie ai suoi studi. Forse proprio la ricchezza linguistica della città di Gorizia lo ha avviato verso questo tipo di interesse e di conseguenza anche verso gli studi, in particolare sulla lingua friulana. E poi abbiamo anche Carolina Luzzatto in qualche modo, che pur essendo nata a Trieste, pur non avendo lasciato delle opere scritte in lingua friulana, è stata comunque tradotta in friulano, ed è significativo che per esempio uno dei suoi lavori sia proprio incentrato sulla figura di Pietro Zorutti, il poeta friulano in assoluto più celebre nell'Ottocento, più celebrato nella città di Gorizia e anche più tradotto. E infine Alberto Michelstetter, padre di Carlo, è la tipica figura dell'intellettuale di origine ebraica che cerca anche attraverso la cultura una sorta di emancipazione, quindi non soltanto attraverso la sua professione, ma anche attraverso la sua attività intellettuale. Anche lui molto impegnato soprattutto per la produzione poetica in lingua friulana e poi fondatore della Società Filologica Friulana. A me affascina molto la figura di Carolina Luzzatto, una giornalista che ha pagato anche con la prigionia le sue idee. Qual è stato il contributo proprio come cronista dell'epoca alla causa?
E la Carolina Luzzatto è stata forse la più oltranzista fra queste tre figure, perché mentre Ascoli partiva dalla speranza di una possibilità di convivenza delle diverse etnie del Goriziano, magari in una monarchia costituzionale, Alberto Michelstetter invece non si impegna direttamente in politica. Ecco, Carolina Luzzatto è colei, è la passionaria in un certo senso, mi si passi questa definizione, è colei che cerca in tutti i modi di fare politica in modo diverso, attraverso l'attività giornalistica, attraverso la divulgazione, attraverso la scrittura di opere per bambini. È, diciamo così, il modo che nella società goriziana i liberal nazionali, per esempio, trovano verso la fine dell'Ottocento per portare avanti le loro istanze, in modo diverso rispetto a Trieste e rispetto all'Istria. Lo fanno attraverso istituzioni culturali, lo fanno attraverso la scrittura, la scrittura giornalistica, attraverso una presenza che, appunto, come ricordavi, costa, perché saranno diverse le testate che lei fonderà o dirigerà e che verranno chiuse dall'autorità, proprio per i messaggi che veicolavano. E poi riflettevo su un aspetto, no? Quando si dice la combinazione, perché Ascoli vende la filanda ereditata dal padre proprio ai Ritter, quasi un passaggio di testimone verso un'altra religione. Sì, è un passaggio di testimone verso un'altra religione e nello stesso tempo è anche il segnale di una diversità di presenza della comunità ebraica all'interno della città. Alberto Michelstetter, per esempio, è molto poco preoccupato rispetto ai suoi antenati del perdersi delle proprie radici religiose, del lento affievolirsi di queste radici anche culturali, chiaramente, e va con convinzione verso una nuova dimensione di presenza all'interno della città. E poi c'è questo legame con la lingua friulana che è una sorta di supercompensazione, soprattutto da parte di Alberto Michelstetter. Io non sono soltanto italiano, ma sono una sorta di italiano al quadrato, perché addirittura conosco il friulano, scrivo in friulano, proprio in un momento in cui, siamo alla fine dell'Ottocento, il friulano veniva usato in chiave nazionalistica, come elemento di aggancio all'essere neolatini, all'essere romanzi, e un'affermazione quindi di italianità. Bene Gabriele, è un piacere sentirti, ma adesso è il momento forse di concentrarci su un altro piacere. Certo.